Negli ultimi giorni sono stati inviati in redazione 2 report con riferimento alla demografia artigiana nel secondo trimestre del 2026, dove si sottolinea che la Sardegna è al secondo posto nazionale per crescita di imprese e che la provincia di Nuoro è addirittura al primo posto per incidenza nell'economia del proprio territorio. Gli uffici studi di CNA e Confartigianato nelle stesse ore hanno sottolineato che oggi sono in regolare attività, come ufficializzano gli istituti camerali della nostra regione, circa 34.000 attività. Nel dettaglio il comparto ha registrato 33.935 realtà, di cui 33.716 attive in rappresentanza di più del 20% di tutte le imprese sarde. Numeri che pongono l'isola al secondo posto in Italia per crescita di questo comparto, con un saldo di più 230 imprese, la risultante delle 639 aperture e delle 409 cessazioni. Se al primo posto della classifica nazionale c'è la Valle d'Aosta, sull'isola, con gli oltre 80.000 addetti che operano nella realtà artigiana, rappresentano oltre il 20% del numero totale di occupati sul territorio. In particolare operano nell'artigianato sardo il 42,2% dei lavoratori del manifatturiero esteso, il 57,2% dei lavoratori delle costruzioni e l'11,8% dei lavoratori dei servizi. A livello territoriale, sempre nel secondo trimestre 2026, la più rappresentativa è stata la provincia di Cagliari, con 12.415 imprese artigiane iscritte, con un saldo positivo di 90 unità, al secondo posto quella di Sassari Gallura con più 121, a seguire Nuoro con più 104 aperture, mentre si registra veramente più flebile la crescita di Oristano con il saldo di un'unica azienda. Artigianato in crescita quest'anno, secondo in Italia, quindi grazie a tutto questo a 35.000 imprese artigiani, 80.000 addetti, quindi noi come artigiani, come associazioni siamo soddisfatti di questi numeri. Ci sono le leggi di settore che stanno aiutando a poter investire in questo settore, ma soprattutto crescere in tecnologia. Quindi è un settore che come artigiani ci sentiamo di dire alle istituzioni di non lasciarsi soli, ma di sostenerci, perché queste leggi hanno permesso all'artigiano di crescere, di creare economia in Sardegna. Il report su dati Istat dell'Ufficio Studi della CNA Sarda evidenzia come Nuoro sia la provincia italiana con la più alta incidenza di imprese artigiane sul totale delle imprese attive, il più 31,7%, quasi un'attività su 3. Una fotografia dove si sottolinea il peso dell'artigianato in Barbagia, un risultato che colloca il capoluogo barbaricino davanti a Cuneo, Fermo, Asti e Reggio Emilia, a fronte di una media nazionale ferma al 21,5%, un'incidenza di 10 punti superiore alla media Italia, che conferma il nuorese nel 2026 come la provincia più artigiana del paese, un modello produttivo che si fonda su un numero molto elevato di micro e piccole imprese, spesso a conduzione familiare, più che su singole realtà di grandi dimensioni. L'analisi della CNA evidenzia però anche un progressivo indebolimento del comparto tra il 2014 e il 2023. L'incidenza delle imprese artigiane sul totale è diminuita a livello nazionale di 3,9 punti percentuali, mentre sul fronte degli addetti la perdita è stata di 3,5%. Quella di Prato è l'unica provincia in controtendenza, con una crescita di 2,2 punti negli addetti, un segnale che riguarda l'intero sistema artigiano italiano, incluse le aree come quella barbaricina e più in generale la Sardegna, dove il peso dell'artigianato resta comunque tra i più alti del paese. Il primato di Nuoro
Non è un dato isolato, fotografa, dichiarano Luigi Tommasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario di CNA Sardegna, il ruolo che l'artigianato continua ad avere nell'economia e nell'identità dei territori sardi, dove piccole imprese e botteghe rappresentano ancora oggi l'ossatura del tessuto produttivo. È un patrimonio che va difeso, poiché dove l'artigianato è più forte sostiene occupazione, comunità e qualità del lavoro, ma il primato non deve far dimenticare le fragilità. Senza il ricambio generazionale, senza condizioni di accesso al credito e alla formazione più favorevoli, anche i territori più artigiani rischiano di impoverirsi. Il dato che emerge dall'elaborazione del centro studi di CNA dimostra che il modello della piccola impresa diffusa regge ancora, ma non possiamo darlo per scontato. Il calo nazionale registrato nell'ultimo decennio riguarda anche la Sardegna e servono strumenti concreti, formazione, credito, trasmissione d'impresa per evitare che le nostre eccellenze artigiane si assottiglino negli anni a venire.